Prepariamo insieme il gelo di gelsomino, il dolce al cucchiaio tipico della pasticceria siciliana. Per preparare il gelo bisogna raccogliere i fiori di gelsomino quando sono ben aperti, pulirli con un panno umido e lasciarli in infusione nell'acqua per una nottata intera. Trascorso il tempo dell'infusione, filtrate l'acqua con una garza fitta o un colino. In una casseruola versate sul fondo lo zucchero semolato e unite l'amido di mais setacciato. Mischiateli con l'aiuto di un cucchiaio di legno. Stemperate con una parte dell'infuso facendo sciogliere per bene l'amido. Unite il resto del liquido e trasferite il contenitore sul fuoco. Portate ad ebollizione mescolando continuamente sempre nello stesso verso fino a quando il liquido non raggiungerà il bollore. A questo punto preparate i vostri stampini, bagnateli con l'acqua e versatevi all'interno il gelo. Lasciatelo raffreddare prima a temperatura ambiente e poi trasferitelo in frigo. A questo punto, trascorse un paio d'ore, servite il vostro gelo di gelsomino con dei fiori di gelsomino appena raccolti e una spolverata di cannella.